Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo in Inghilterra, Hull City, Palermo ragazzi, terza partita dell'Europa League, partita importante, partita da vincere. Dai fioi, inizia il match. La City è una squadra dura, sicuramente le squadre inglesi in casa non sono mai facili da battere, attenzione, subito la City brutta, mamma, la difesa non esiste, grandissimo portiere. Gol della City, inizio orribile di partita, pazzesco. Non ci ho capito un cazzo, però Vasquez vede Dybala. Dybala molto bene per Kane. Kane bellissimo per Vasquez. Vasquez! No, cosa ha regalato Vasquez? Cosa ha regalato Vasquez? Poteva essere un gol importantissimo qua in Inghilterra. Comunque Kane sta giocando bene, benissimo, sono contento di questo. Rugani. Kane. Bravissimo Kane, tiene una buona palla Kane. Un passaggio forse un po' troppo ambizioso. Cataldi. Cataldi per Vasquez, regalatemi gol alla fine, Dybala. Dybala bellissimo. Dybala bellissimo. No, però. Fuchs. Fuchs doveva darla a Cataldi, sbaglia tutto Fuchs. Non ci credo, non ci credo. Mamma mia, la City sbaglia. Tensione altissima, ragazzi. Mancano 4 minuti, 4 fottutissimi minuti. Una partita che poteva essere tranquillamente vinta per il numero di occasioni avute, la stiamo addirittura perdendo. Questo è il calcio purtroppo, Kane. Cioè Vasquez, scusate, Vasquez. Per Kane. A Dybala. Dai, svegliati Diba. Niente da fare, il Diba non riesce a segnare. Finisce qua 1-0. Andiamo a vedere la classifica, ma comunque non sarà certo una cosa positiva. Brutta, brutta sconfitta per il Palermo di Veneziano. Vediamo la classifica. Il Palermo fortunatamente è ancora secondo a 4 punti. Feyenoord e Ludogorets sono dietro, speriamo. Ragazzi, la terza in classifica, andiamo a San Siro a affrontare il Milan con tipo tutte riserve, quasi tutte. Siamo distrutti dopo la partita con la City. Cercheremo di fare una partita chiaramente per il pareggio, con tutta onestà, infatti giocheremo con una linea, con una tattica difensiva. Eccoci qua. Diavolo, vinci per noi. Rugani. È uno dei pochi ragazzi titolari. E Ruga. Per Perotti. Vai Perotti. Perotti si invola. Perotti vede Harry Kane che veramente faceva una stagione bellissima. Kane. 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 Attenzione. Kane. Bolzoni. Atterrato Bonaventura. Brutto fallo su Jack. Ammonito Gonzales. Il Palermo sta facendo una stagione incredibile, in questo momento è terzo dopo 10 giornate in zona Champions League. Kane. Cataldi che gioca più in avanti oggi, Cataldi. Cataldi bellissimo per Vasquez. Non ci credo, gol! E silenzio, sentenza Kane. Sentenza Kane, ancora lui. Incredibile Francuzzo. Vai Vasquez. 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 Vede Caison. Caison! 2-0, partita chiusa. San Siro di Veneziano, ragazzi. Veneziano ha detto che è super tifoso del Milan, ma sta dando un brutto dispiacere qua ai rossoneri. Veramente brutto. Escia. Attenzione, il Milan veramente di rabbia, ma ormai è finita. Suso.
Suso, numeri di Suso imperdonabili. Mamma mia, Suso. Bel numero qua di Giampaolo, Suso. Qua ha rischiato, il Palermo. E andiamo a vincere un'altra partita. Sembra un sogno, ragazzi. Sembra un sogno. 2-0. Andiamo a registrare anche la terza partita. Ragazzi, siamo secondi a 5 punti dalla Juve. Veramente stagione incredibile fino a questo momento, ma stiamo calmi. 11ª giornata, ancora presto per dire che se possiamo lottare per la Champions. Fatto sta che è un Palermo veramente sontuoso. Nutellino. Nutellino. Nutellino proprio un tiro impossibile. Mamma mia, Nutellino. Grandissimo Kane. Kane. La mela. Eric. Eric. Peccato, è sbagliato tutto Eric. Zamparini nel settimo cielo. Meno male che mi ha tenuto quando le cose andavano male l'altro anno, che eravamo 11esimi, 13esimi. Attenzione all'Atalanta. Vai Diba, deve svegliarsi Diba, un gol in stagione troppo poco per il capocannoniere della scorsa stagione Dybala. Vai Diba. Diba, vede la mela. Erika! 1-0 Palermo! Eric Lamela! Grande assist di Dybala però. Diamo a Diba quel che è di Diba. Attenzione ancora Dybala, madonna, il Palermo scatenato, Dybala. Dybala, Dybala, Dybala! Gol di Dybala, scandaloso! Grandissimo gol del Dybala, 2-0. Signori, che Palermo. Finalmente si sveglia anche Diba di nuovo. Ancora Dybala, attenzione, non esiste l'Atalanta, non esiste. È impressionante, Dybala! ...18 minuti di pazzie. Attenzione, Dybala! Mamma mia, che miracolo sulla linea! Che miracolo sulla linea. Salvo pazzie, vinciamo. Fuchs. Bravissimo Fuchs. Fuchs vede Belotti. Grandissimo Belotti! Bacino al palo, 3-0. Appena entrato subito al velo. Incredibile, beh, Fuchs ha fatto un assist, ragazzi, degno del miglior Ronaldinho. Signori, questo this is football, ragazzi. Zamparini, ragazzi, in tribuna che sta facendo i pippotti, fiori. E ha tutto il diritto, sinceramente, ha tutto il diritto. Darmian. Vasquez. Vasquez lancia il Diba. Il Diba vuole il quarto gol, peccato. Comunque anche il Diba è tornato. Tutto Lego. La difesa prende molti meno gol comunque rispetto all'altro anno. Rugani Glick è una grande coppia. Finisce qua, ragazzi, 3-0 Atalanta. Mamma come gioca bene il Palermo. Vediamo la classifica, se la Juve non ha vinto ci avviciniamo anche al primo posto. Sì. La Juve ha vinto chiaramente il derby 24-29, mamma mia. Però l'obiettivo adesso potrebbe essere quello di entrare in UEFA Champions League. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!